Il blitz no TAV scatta all'improvviso. Sono le 9:30 di mattina quando a Vicenza 200 attivisti arrivati da tutto il Veneto bloccano Ponte Alto paralizzando il traffico tra Viale del Sole e Viale degli Scaligeri. Sono le arterie che collegano i quartieri urbani con la zona industriale a Vicenza Ovest. Immediatamente la questura ha sollecitato i reparti antisommossa, la Cellere di Padova, ma anche i carabinieri e le Fiamme Gialle. Si tratta di una manifestazione non autorizzata che ha creato anche disagio nella cittadinanza in quanto è stato bloccato il viadotto che porta all'autostrada, l'ingresso all'autostrada. La protesta paralizza il traffico, gli attivisti sul ponte con cartelli, bandiere e fumogeni appendono un lungo striscione con scritto «Il TAV blocca la città, blocchiamo il TAV». Allora, siamo qui per dare un assaggio di quello che sarà il cantiere TAV che bloccherà per demolire e ricostruire Ponte Alto. Sul posto vanno a convergere i blindati della polizia e un camion idrante. La questura intima di sciogliere la manifestazione non autorizzata. Una volta che i manifestanti si sono radunati ed è stato a loro intimato di sgombrare il viadotto, dal momento in cui loro non hanno ottemperato all'ordine, ho deciso di far intervenire gli idranti proprio per evitare da un lato che potessero essere commessi, diciamo così, interventi di tipo violento, ma dall'altro che si potesse ripristinare la legalità e l'ordine. Nessun ferito. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine il traffico riprende a circolare normalmente. Adesso gli investigatori stanno procedendo con il riconoscimento dei manifestanti. La polizia scientifica e la Digos stanno lavorando in questo senso, sono state effettuate delle riprese e chi verrà individuato per aver partecipato a questa manifestazione illegale verrà denunciato probabilmente per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in quanto si è trattato di una manifestazione non autorizzata dal questore, per blocco stradale e per non aver adempiuto all'ordine del dirigente del servizio di sgomberare prima dell'utilizzo degli idranti.